Buonasera da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Esplosione a Catania per gli sfollati di via Gualandi. Si apre uno spiraglio per il rientro a casa. Oggi sopralluogo del sindaco Trantino, trovato il punto di fuga del gas. Palermo, sfondano la vetrina di un ufficio postale con un'auto e scappano con 100.000 euro di pendenti sotto shock. Droga sui tetti e clienti a cavallo per acquistarla. Smantellata a Noto una rete per lo spaccio di stupefacenti. Messina, perquisizioni fra detenuti e agenti del carcere di Gazzi alla ricerca di chi introduce nelle celle telefonini e droga. Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta è la nuova presidente della Fondazione Agrigento 2025, subentra Giacomo Minio, dimessosi la scorsa settimana su richiesta del sindaco Miccichè. Si avvicinano i giorni di Sant'Agata che vedranno protagonisti giovani. Come ogni anno Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web seguiranno in diretta i momenti liturgici e le processioni per la patrona di Catania. Calcio, Catania tra campo e mercato, preso Allegretto, Toscano e i suoi preparano la partita al Cerignola. Messina, Dudu Cissé, nuovo proprietario giallorosso, si è presentato alla tifoseria in conferenza stampa a Palazzo Zanca. Bentrovati. Per gli sfollati dell'esplosione a Catania di via Gualandi si apre uno spiraglio. 12 famiglie potranno fra breve ritornare nelle loro case. A chi vedrà demolita la casa, il sindaco Trantino oggi ha annunciato un alloggio provvisorio. Intanto è stato trovato il punto di fuga del gas. Giusy Lazzara. Si avvicina una soluzione per le 32 famiglie di sfollati dell'esplosione nel quartiere Trappeto Nord di Catania. Sono tornati di nuovo davanti a quelle transenne, questa volta per incontrare il sindaco Trantino, che con i tecnici e gli inquirenti ha fatto un sopralluogo in via Gualandi. È stato lo stesso Trantino a chiedere la chiave degli appartamenti abbandonati in fretta e furia quella terribile sera da chi scappava dalle fiamme e dal fumo. Per quanto riguarda gli appartamenti in via Gualandi 6, 8, 10 e 12 e via Gualandi 19 e 21, questi probabilmente potranno essere restituiti ai proprietari a seguito di una verifica che sarà fatta lunedì mattina sulle condizioni generali, nonché anche sull'impiantistica degli immobili. Nel frattempo stiamo individuando gli alloggi da assegnare provvisoriamente a chi non potrà tornare a casa. 12 le famiglie che potranno rientrare nella loro casa. Avere anche salute, perché è salute quella la nostra casa. Là ci siamo nati, abbiamo i nostri ricordi, abbiamo cresciuto i nostri figli e anche i nostri nipoti. Il lunedì ci fanno vedere le case come sono e possibilità che mi fanno rientrare a casa, speriamo a Dio. Sono povera e pazza, quindi io preferirei di darmi una casa, un alloggio anche vecchia, non mi interessa le condizioni, uscire i miei figli così mi muovo, almeno fino per adesso. E nella zona rossa a San Giovanni Galermo è stato individuato solo oggi il punto di fuga del gas dovuto a un cedimento in una delle 2 condotte vicino alle case distrutte e alle decine di palazzine danneggiate. Non si ferma anche l'indagine della Procura di Catania, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo. E c'è stato un assalto alle poste di via Empedocle Restivo a Palermo. Hanno sfondato in 3 l'ingresso con un'auto e sono scappati con 100.000 euro, lasciando i dipendenti sotto shock. Marco Gullà. Hanno usato una macchina per sfondare la vetrata. Il colpo alle poste di via Empedocle Restivo a Palermo è di quelli che fanno rumore, non solo per la dinamica, ma anche per il bottino, che ad una prima stima ammonta a 100.000 euro. Si è anche sfiorata la tragedia perché all'interno dell'ufficio postale c'erano ancora tutti gli impiegati. Intorno alle 14 i rapinatori si sono presentati con una Fiat Tipo, lanciandosi a tutta velocità contro uno degli ingressi. Paura e panico. In 3 sono scesi dall'auto e hanno razziato il denaro. Una volta preso il bottino, i 3 sono fuggiti a bordo di 2 scooter utilizzati per le consegne a domicilio con i colori di una delle società che si occupa dei servizi di delivery in direzione di via Abruzzi. Un piccolo stratagemma che avrebbe consentito loro di confondersi in mezzo al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia supportati dalla scientifica, che hanno ascoltato i testimoni e visionato le immagini riprese dalle telecamere per avviare le ricerche dei rapinatori. Quando i banditi hanno fatto irruzione, fa sapere Poste Italiane, l'agenzia di via Empedocle Restivo era chiusa al pubblico e dunque non c'erano clienti in sala.
Droga sui tetti e clienti a cavallo per acquistarla. Smantellata a Noto l'azienda dello spaccio, 10 arrestati scoperti anche grazie alle intercettazioni. Grazie a tuo marito io lavoro, diceva un pusher alla moglie di un cliente. Francesco Aloi. C'è chi andava ad acquistare la droga anche in sella al cavallo. Bianco Barocco, si chiama così l'operazione di polizia che ha smantellato quella che era diventata l'azienda dello spaccio, a Noto. 10 le misure cautelari, 5 in carcere. Tra i destinatari, però, 4 erano già in cella per altri motivi. Rodrigo che abbiamo tutti i figli però, belle cose da fare, belle cose da fare. Quando arrovini incendi, arrovini cristiani, belle cose da fare. India, ma belle sui cose da fare. È nelle intercettazioni come questa che chi spacciava si vantava del business, ma a volte i familiari degli assuntori avevano qualcosa da dire. Te lo giuro sulla pizzerina, sul serio questo legge. Che ci fai spendere, babà, dai, me le cibo, ricevere ci fai scire, perché a me non stavo a godere, se te dico, ce l'ho punta. Ti vuoi già fare la macchina? Non da porta lave. Cocaina, eroina, hashish e marijuana. L'azienda dello spaccio era super fornita. Si preparavano le dosi per poi nasconderle in magazzino, o meglio, sotto queste tegole. La vendita dal balcone, a chilometro zero. Nulla però è sfuggito agli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa. Li monitoravano da più di un anno. I 10 adesso sono chiamati a rispondere a vario titolo di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizionamento. Perquisizioni su detenuti e agenti nelle carceri di Gazzi a Messina per scoprire chi fa entrare in cella telefonini e droga. Sentiamo Francesco Triolo, scusate. Un'operazione scattata nella notte, una serie di perquisizioni all'interno del carcere messinese di Gazzi eseguite dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria. Sotto la lente delle forze dell'ordine 21 detenuti e 9 agenti in servizio presso la struttura. Il provvedimento chiesto alla Procura della Repubblica ha riguardato anche altri 4 soggetti indagati a piede libero agli arresti domiciliari nell'ambito di altri procedimenti. Complessivamente sono stati 34 i soggetti controllati, un'attività che nasce dopo il ritrovamento un paio di notti fa di un drone con droghe e telefonini che, dopo aver sbattuto contro la schermatura elettronica che protegge il carcere dalle intrusioni aeree, è caduto all'interno del piazzale dello stabilimento della Gazzetta del Sud. Agganciati aveva 2 telefonini analogici, 100 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. L'inchiesta ha riguardato un gruppo di persone che si ritiene allo Stato essersi associate tra loro con l'obiettivo di introdurre all'interno telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, potendo contare sulla disponibilità di alcuni agenti della polizia penitenziaria. Le indagini infatti hanno consentito di ricostruire una fitta rete di comunicazioni telefoniche tra detenuti e l'ambiente esterno ed una consistente attività di consumo e cessione di stupefacente tra i detenuti. Il prefetto di Catania, Librizia, ha disposto l'accesso al comune di Paternò per verificare se esistano infiltrazioni mafiose. La commissione si è insediata questa mattina e avrà 3 mesi rinnovabili per realizzare gli accertamenti. Tra i 49 indagati dell'operazione Atena c'è anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, che ha chiesto il giudizio immediato per l'accusa di voto di scambio politico mafioso. Dalla neo-assessora alla salute Faraoni al direttore generale del consorzio Autostrade Fazio, le frasi a loro dirette pronunciate dal presidente della regione Schifani oggi a Messina non sono passate inosservate. Francesco Triolo. Il presidente della regione, Renato Schifani, pesa sempre le parole. Per questo motivo quelle pronunciate a Messina in 2 differenti occasioni hanno fatto rumore, e tanto, vuoi per i destinatari ma anche per il contenuto. Il primo caso in ordine cronologico all'inaugurazione del nuovo pronto soccorso del Policlinico sa tanto di rimprovero, quello diretto alla neo-assessora alla salute Daniela Faraoni, che appena ieri in commissione aveva definito la sanità siciliana in terapia intensiva, parole che a sentirlo non sono piaciute a Schifani. Secondo me vi sono delle criticità che naturalmente vanno rimosse, vanno affrontate. Non darei una visione così estremamente negativa e preoccupante, quindi bisogna capire bene quale fosse il pensiero dell'assessore in questa espressione. Ma la scure del governatore ancora doveva arrivare. Appena un'ora e mezza dopo, il teatro stavolta è la stazione di Messina, dove si è appena firmato il protocollo per la cessione delle aree dismesse RFI al comune. Si parla anche di mobilità e delle parole che il direttore generale del CAS, Franco Fazio,
ha pronunciato in Consiglio Comunale lunedì scorso. Fazio ha sottolineato gli eventuali problemi per la rete se i mezzi d'opera dei cantieri del ponte dovessero passare dall'autostrada e Schifani ha commentato così. Sono dichiarazioni che lasciano il tempo, voglio dire, che ho letto per caso, mi risulta che l'organo amministrativo del CAS oggi ha notificato al direttore generale l'avvio del procedimento alle contestazioni per la sua revoca. Insomma, sarebbe pronto il foglio di via per Fazio, anche se l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha voluto comunque tranquillizzare tutti. Il nostro obiettivo principale è di utilizzare la via marittima per i trasporti e la quota, diciamo così, di trasporti terrestri e quindi l'utilizzo anche dell'autostrada saranno ridotti assolutamente. Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, ex prefetto, appunto, è stata nominata presidente della Fondazione Davide Sarto. È ufficiale, Maria Teresa Cucinotta, ex prefetto di Palermo, è la nuova presidente della Fondazione Agrigento 2025. La nomina è stata formalizzata nel corso del Consiglio di amministrazione dopo la proposta avanzata dal Consorzio Universitario Empedocle e il via libera del presidente della Regione Renato Schifani. Cucinotta subentra a Giacomo Minio, dimessosi la scorsa settimana su richiesta del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Ufficialmente si parla di un avvicendamento politico, ma fonti vicine alla regione siciliana riferiscono di pressioni dirette allo stesso Schifani, insoddisfatto della gestione della capitale italiana della cultura tra ritardi burocratici ed errori organizzativi. Il governatore ha elogiato la scelta di Cucinotta, definendola una figura di grande esperienza in grado di garantire efficienza e concretezza alla Fondazione. La regione assicura massimo sostegno per valorizzare il patrimonio culturale Agrigento in vista del 2025. A Palazzo di Giustizia di Caltanissetta questa mattina la cerimonia di insediamento della nuova Presidente della Corte d'Appello, Domenica Motta, il servizio di Rita Cinardi. Sapevate che in Sicilia ogni anno circa 400.000 tonnellate di alimenti vengono sprecate? Un dato allarmante. Questo spreco è distribuito tra vari settori, con l'agricoltura, la distribuzione e la ristorazione che contribuiscono in modo significativo. Solo una piccola percentuale di cibo viene donata a coloro che ne hanno bisogno, mentre il resto diventa rifiuto, comportando gravi impatti economici e ambientali. E allora siamo stati al Banco Alimentare della Sicilia occidentale con sede a Cinisi, nel Palermitano. Il lavoro è minuzioso per garantire meno spreco possibile. Grande distribuzione organizzata, aziende, mercati ortofrutticoli, distribuisce questi alimenti recuperati alle strutture caritative convenzionate. In questo momento abbiamo 311 strutture caritative che assistono 119.000 persone che vivono in stato di bisogno nella Sicilia occidentale. Si compra più cibo di quello che serve, si lascia che frutta e ortaggi si deteriorino, si mette nel piatto più di quello che si possa mangiare. Lo spreco in sintesi. E quanto cibo si recupera? Nel 2024 abbiamo recuperato e distribuito 5.000 tonnellate di alimenti per un controvalore economico di 14.200.000 euro. Consigli per le famiglie. Noi sappiamo che laddove c'è consumare preferibilmente entro, il prodotto può essere consumato anche dopo questa data, chiamiamola di scadenza. Differenza invece di laddove dice da consumare entro, che è tassativo, e allora è preferibile non consumare. Vi abbiamo in realtà anticipato il servizio su questi consigli preziosi per non sprecare il cibo e adesso il servizio della collega Cinardi proprio sull'insediamento a Palazzo di Giustizia della nuova Presidente della Corte d'Appello. Si è insediata questa mattina nel corso di una partecipatissima cerimonia la nuova Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Domenica Motta. La magistrata originaria di Catania ha preso il testimone dalla Presidente Maria Grazia Vagliasindi in quiescenza dallo scorso anno. In questi mesi il ruolo di Presidente era stato retto da Giuseppe Melisenda Giambertoni, che questa mattina ha presieduto la cerimonia. Presenti familiari, magistrati di Caltanissetta ma anche da Catania, dove la nuova Presidente della Corte d'Appello, alla quale tutti i presenti hanno riconosciuto doti di grande umanità e professionalità, ha ricoperto il ruolo di presidente facente funzioni. Durante il suo discorso, la nuova presidente di quello che è considerato uno dei distretti di Corte d'Appello più importanti per i processi che si celebrano, nel ringraziare amici, familiari e colleghi che l'hanno raggiunta per questo giorno così importante, si è più volte commossa. In maniera molto emozionata, credo che si sia visto e si sia sentito tutta la mia emozione.
Un'emozione che però nasce dal desiderio di fare bene, dal desiderio di conoscere questo distretto e di impegnarmi quanto più sia possibile perché mantenga sempre alto il suo nome. Adesso una terribile notizia che ci è peraltro appena giunta in redazione, una notizia che sconvolge il mondo della musica, dello spettacolo. È morto Carmelo Costa, storico manager di grandi eventi, promoter musicale. Costa aveva appena compiuto 72 anni e si trovava martedì a Messina per effettuare un sopralluogo allo stadio Franco Scoglio, dove si svolgeranno i prossimi concerti di Vasco, Cremonini e Mengoni. Era in albergo quando ha avuto un malore, nonostante i soccorsi le condizioni si sono subito rivelate gravi. È deceduto oggi in ospedale a Messina. Quello che vedete è l'ultima puntata di Faccia a Faccia, trasmissione alla quale aveva partecipato per raccontare i suoi 50 anni di carriera nel mondo dei live in Sicilia, e proprio in omaggio a questa figura sicuramente importante per la musica in Sicilia dedicheremo la riprogrammazione di questa puntata nel corso della giornata di domani. Adesso ci fermiamo e c'è una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 si avvicina a Catania la festa di Sant'Agata, che vedrà protagonisti giovani come ogni anno. Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web seguiranno in diretta i momenti liturgici, ma ovviamente tutte le fasi salienti della festa. Adelaide Barbagallo. Sant'Agata, una festa che si apre ai giovani e li coinvolge sempre più, a partire dal concorso delle scuole Catania e Casa, con l'obiettivo di rafforzare il senso civico dei cittadini per una città più pulita. Tra i video che si sono aggiudicati il primo posto, a vincere sono stati il convitto Cutelli, gli istituti De Roberto e Pistalozzi. Saranno diffusi in tutti i social del comune e saranno questi ragazzini a salire sulla carrozza del Senato il 3 febbraio per la processione della cera e non il sindaco, una scelta ben precisa di Enrico Trantino. Perché non voglio che si pensi che diventi un simbolo per magnificare la propria condizione, assolutamente no. Io sono un cittadino come tutti quanti gli altri e seguo il percorso dei cittadini. Nelle micro discariche alcuni giovani artisti realizzeranno delle opere per invitare al rispetto dei luoghi e poi largo al talento musicale dei ragazzi, già il 2 in occasione della consegna della Candelora d'Oro con i violini della Speranza. Il 3 sera il coro di voci bianche e i fanciulli di Agata, oltre al coro lirico siciliano. Sant'Agata viene per invitare al rinnovamento, per invitare alla conversione, per invitarci ad avere speranza che i piccoli gesti belli costruiscono il bello, che i piccoli gesti buoni costruiscono bontà nella nostra terra. Il conto alla rovescia è iniziato. Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web, con devoti tutti, come ogni anno, seguiranno tutti i momenti e le processioni con una novità e una scelta editoriale ben precise. Più festa e pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie, nel rispetto dei fedeli, dei telespettatori e dei nostri partner commerciali. Per questo motivo verranno introdotte innovative forme di comunicazione che consentiranno di contenere le interruzioni. Si comincia il 3 con la prima diretta per l'uscita della carrozza del Senato e la processione dell'offerta della cera. Una processione di gioia, quella che ha coinvolto centinaia di bambini degli istituti scolastici di Librino in cammino per attraversare il quartiere e raggiungere le sculture dedicate a Sant'Agata, donate dal mecenate Antonio Presti e incastonate nella monumentale opera La Porta delle Farfalle, realizzata in condivisione con oltre 15.000 abitanti. Una grande festa, lo vedete dalle immagini questa mattina a Librino, tra musica, canti e l'annacata della Candelora dedicata allo storico cerimoniere catanese Luigi Maina. Tante volte abbiamo desiderato Agata a Librino, oggi c'è e qui tra la sua gente, ha detto Presti. Da 3 anni i bambini, le mamme, le famiglie possono finalmente guardare la patrona e sentire quel forte abbraccio per ancorare la propria vita nell'amore per Agata, simbolo di speranza e testimone di libertà. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torniamo tra poco con il calciomercato.
Passiamo al calcio. Il Catania sul mercato chiude per Allegretto. Intanto ultime fasi di preparazione per la partita con il Cerignola. Toscano ha presentato oggi la sfida, il servizio. La sfida con il Cerignola, secondo in classifica insieme al Benevento, ma anche il mercato che chiude lunedì a mezzanotte. Il Catania vive giorni che possono incidere molto sulla stagione ma anche sul futuro. La partita con la squadra di Peppe Raffaele, che Telecolor trasmetterà in diretta e in chiaro, è indubbiamente delicata perché di fronte c'è un gruppo che lotta per il primato, cosa che non è riuscita al Catania, ma vale il ragionamento fatto per la trasferta di Benevento e sfumato negli ultimi 20 minuti. Una vittoria potrebbe cambiare il campionato del Catania. Di certo si parte dalle cose positive viste con il Giuliano, Guglielmolti confermato a destra e Di Tacchio che sarà al suo posto in mediana insieme a De Rose. Possibile impiego dall'inizio per Dal Monte, assente Lunetta. È una bella sfida, come lo è stata quella di Benevento, è una squadra che sta facendo un gran campionato, che ha costruito i suoi risultati negli anni. La squadra ha lavorato bene, l'ho vista concentrata, l'ho vista lavorare di squadra questa settimana e siamo pronti a affrontare questa bella sfida. Dal Monte e Frisena sono a disposizione. In chiave mercato, Allegretto ha definito l'accordo con il Catania, il difensore rimerosso-azzurro dal Picerno, dove nell'ultima stagione ha messo insieme 13 presenze. In attacco le riserve saranno sciolte probabilmente l'ultimo giorno di trattative. Sfumato Ongaro, resta Finotto e il favorito, ma per chiudere altre operazioni serve sistemare gli esuberi. Celli, Zanellato e Monaco hanno rifiutato varie destinazioni. È in piedi una trattativa per Montalto e Luperini al Pescara, ma quest'ultimo non vuole andare via in prestito. Il nuovo proprietario del Messina, Doudou Cissé, si è presentato oggi alla città e alla tifoseria nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Sergio Colosi. Il nuovo proprietario della CR Messina, Doudou Cissé, CEO della AAD Invest Group, che ha acquisito l'80% delle quote del club da Pietro Sciotto, si è presentato oggi pomeriggio alla città e alla tifoseria. Programmi, investimenti, il sogno della Serie A, ma si rischia la retrocessione in D e tanti progetti ambiziosi nelle dichiarazioni di Cissé, che ha sorpreso i presenti quando ha parlato di una cifra record, 75 milioni di euro, da investire sul Messina e su altri club. Sulle capacità economiche di Cissé rimangono forti dubbi, per nulla chiariti dopo la conferenza stampa di Palazzo Zanca davanti al sindaco Federico Basile, che si è augurato una svolta per i tifosi dopo 18 anni di difficoltà. Da Cissé, dopo chiacchiere e buoni propositi, si attendono fatti concreti, con una diffidenza della piazza più che legittima dopo il fallimento del Dains nella Serie B belga. Presente anche il direttore sportivo Roma, che in pochi giorni di mercato ha rinforzato la squadra e questa al momento è l'unica certezza. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per averci seguito e buona serata.